Padova-Verona 2-1 l'anticipo, poi oggi Ascoli-Crotone 2-0, Bari-Vicenza 1-0, Brescia-Lanciano 2-0, Grosseto-Sassuolo 1-2, Modena-Cesena 4-0, Provercelli-Juve Stabia 1-4, Regina-Novara 1-0, Ternana-Cittadella 3-1, Varese-Empoli 2-2, il posticipo, grande partita, Livorno-Spezia lunedì alle 20:45. In classifica, come detto, in testa con 22 punti da solo c'è il Sassuolo, Livorno a 16 e con una partita in meno, a 15 il Verona, 13 punti per Ternana e Varese, 12 per il Brescia, a 10 Spezia, Bari, Modena, Padova e Cittadella, a quota 9 Vicenza, Juve Stabia ed Ascoli, 7 punti per Lanciano e Cesena, a 6 Novara e Provercelli, a 5 Regina e Crotone, a 3 l'Empoli, chiude a quota 1 il Grosseto che ha una penalizzazione di 6 punti in classifica. Il nuovo look del San Nicola, terreno di gioco rizzollato in 2 settimane, una sola vittoria del Vicenza nei 30 precedenti in Puglia. Nel Bari Altobello al posto dello squalificato Dos Santos, in avanti Torrente ripropone l'usato garantito con la coppia Caputo-Junco, avvio saltante di stagione per loro. Nel Vicenza 100 panchine da professionista per Breda che recupera Martinelli, in avanti Malonga al fianco di Semioli, arbitra La Penna di Roma. Andiamo al secondo minuto, c'è un calcio piazzato per il Bari, pennellata di Bellomo neutralizzata da Pinsoglio. Avvio aggressivo del Bari che va in pressione sulla difesa avversaria, Caputo in azione, l'impatto col pallone però non è dei più soddisfacenti. Vicenza in affanno, irresistibile l'asse Caputo-Junco e disarmante la passività della difesa veneta in balia dei due attaccanti che duettano, poi arriva l'inserimento dalle retrovie di Bellomo, pallone strozzato e azione per il Bari che sfuma. E un Bari estroverso, gioca con intensità e manifesta superiorità, fase di gioco dubbia, forse c'è un mani in aria, l'arbitro sorvola e lascia correre. Dopo 25 minuti finisce la gara di Capitan Martinelli, costretto ad uscire per un risentimento muscolare al suo posto Gianni. Il Bari disegna giocate profonde ed efficaci, Filcor, scarico per Junco che innesca Caputo, battuta violenta ma centrale. Torrente oggi 50 panchine con il Bari. Vicenza approssimativo e prevedibile, aggredito da diversi cali di tensione, straordinaria la vitalità dei biancorossi pugliesi, Bellomo in evidenza, pallone al lato. Prende fiato il Vicenza che spezza un po' il ritmo barese, Pinardi calcia dalla distanza, pallone che viene sporcato da un difensore, nessuna preoccupazione per la manna. Con le immagini montate da Leonardo Grasso andiamo al secondo tempo, nel Bari c'è subito l'ingresso di Galano a dare più sostanza in attacco al posto di Romizzi affaticato e ci sono subito le giuste motivazioni per il fantasista, gran sinistro e pallone al lato. Ecco la conclusione sull'esterno della rete di Galano. Il Bari torna a pungere, siamo al quarto minuto, Caputo è decentrato. Poi c'è lo scarico per Bellomo, tiro di Bellomo e Bari che va in vantaggio. Pinsoglio sorpreso dalla battuta del numero 10, forse c'è stata anche una leggera deviazione di Pisano, terza rete stagionale per Bellomo, anche lui di Bari Vecchia come Cassano esulta sotto la curva nord. Incide dunque sulla gara Bellomo che quando ha spazio prova subito la battuta. Torrente fa festa, anche i tifosi del Bari festeggiano e il Bari ha sicuramente maggiore freschezza atletica, produce gioco su proposizione di Polenta, Caputo calcia alto davanti a Pinsoglio, si dispera il capitano, esce dal guscio il Vicenza più autoritario che spinge con maggior determinazione, Castiglia si accentra, calcia la manna, però è attento. Ecco la conclusione di Castiglia ed è un buon momento questo per il Vicenza. Di Matteo si mette in moto e in evidenza sulla sinistra, la sua conclusione però è alta, la traiettoria appunto è alta. Insiste il Vicenza che va anche in gol con una spaccata di Giacomelli, rete però annullata per fuorigioco. Ci crede il tecnico Breda che dà indicazioni ai suoi. Ora ci sono più dinamismo e reattività nel Vicenza, Pisano dalla distanza, sinistro imperioso, tempestivo e provvidenziale la manna in angolo, intervento ad alto indice di criticità. Bari in sofferenza ma reattivo, parabola da 35 metri di Caputo che prova a sorprendere Pinsoglio, la palla sbatte sulla parte superiore della traversa e termina sul fondo. Rivediamo il colpo da biliardo di Caputo, poteva essere il 2-0 per il Bari.
Dopo 4 minuti di recupero fischia l'arbitro, esulta la panchina del Bari, clima festoso intorno alla squadra. Borghese si improvvisa fotografo, una istantanea per celebrare questa quinta vittoria casalinga. Possiamo sfumare una gara ineccepibile del Bari, autorevole, determinata, con tanta sostanza e qualità, complesso solido, quello di Torrente che ha privilegiato dinamismo e ritmo, un calo di tensione verso il finale quando il Vicenza, prima ingessato, ha usato un po' di più, risveglio tardivo comunque degli uomini di Breda, migliori in campo Bellomo. Se a estro, fantasia e dinamismo aggiungiamo anche capacità reattiva, capacità realizzativa, ecco la sintesi di un talento. Al San Nicola Bari batte Vicenza 1-0. A te Alberto. Al San Nicola non si passa, questo è il messaggio che il Bari lancia alla Serie B. A farne le spese stavolta è il Vicenza. Gli ospiti, guidati da Mister Breda, scendono in campo con un 3-5-2, con Malonga e Semioli a provare a far male ai padroni di casa, che Torrente mette in campo con un 3-4-3, con Bellomo a guidare un centrocampo molto giovane. Partita che inizia abbastanza bloccata, con diversi errori da ambo le parti, ma una volta sciolti i muscoli, i padroni di casa dimostrano di saper dare del tuo al pallone. Splendida l'azione tutta di prima all'interno dell'area vicentina, che porta al tiro proprio Bellomo, che però ci arriva col passo lungo e spreca l'ottima occasione. Applausi comunque sugli spalti. Il Bari cerca di fare la partita più del Vicenza, che tende a difendersi basso per poi ripartire in contropiede. Il più vivo nella squadra pugliese è Romizzi, vero gladiatore del centrocampo, mentre in avanti Caputo e Junco provano a rendersi pericolosi con tiri dalla lunga e media distanza, che però non mettono in difficoltà Pinsoglio. Primo tempo che finisce 0-0, con i padroni di casa in sostanziale controllo della gara, ma che non trovano l'acuto vincente. Prima dell'inizio della ripresa, Torrente è costretto a sostituire Romizzi e decide di inserire Galano, rendendo ancora più offensivo il suo Bari. Ed è il neoentrato che dà la scossa alla partita. Suo infatti il potente sinistro che fa urlare il pubblico al gol, ma che si esaurisce solo sull'esterno della rete. Ma passano solamente 60 secondi e i padroni di casa trovano il vantaggio. Caputo difende benissimo il pallone sulla sinistra, lo scarica per la corrente Bellomo, che di destro lo mette in rete. Terzo gol in campionato per il giovane talento di Bari Vecchia, che dimostra di essere tra i giocatori più in forma di questa Serie B. Decisiva la deviazione di Pisano che spiazza Pinsoglio, ma il gol è tutto del centrocampista pugliese, sempre più decisivo. I biancorossi iniziano a volare sull'ali dell'entusiasmo e creano occasioni a ripetizione. Junco, Galano e poi Caputo vanno vicino al raddoppio, mettendo i brividi a Pinsoglio, che inizia a vedere palloni arrivare da tutte le parti. Il Vicenza però, dopo qualche minuto di sbandamento, inizia a reagire. Il primo che ci prova è Di Matteo, che in un paio di occasioni si fa vedere dalle parti di Lamanna, cercando il pareggio. Il Vicenza cresce e Breda decide di aggiungere peso in attacco inserendo Plasmati. Torrente, come contromisura, toglie Junco e inserisce Borghese, tornando alla difesa a 4. Ma la spinta del Vicenza non si ferma e ci vuole un super Lamanna per disinnescare la botta dalla distanza di Pisano. Il Bari adesso soffre, fatica a ripartire e allora è il capitano Caputo che prova a dare la scossa ai suoi. Da centrocampo alza la testa, vede Pinsoglio fuori dai pali e prova a pescare il jolly. Solo la traversa strozza in gola l'urlo di gioia dei tifosi pugliesi. Il Bari però non riesce più a tirarsi fuori dalla propria area e il Vicenza ha già dimostrato di sapere ribaltare le partite negli ultimi minuti. Ma le speranze venete terminano con il tiro alto di Giacobelli all'ultimo minuto, che sancisce la vittoria dei padroni di casa. 4-4 in casa per i pugliesi, che volano in classifica che, senza penalizzazione, li vedrebbe secondi alle spalle del Sassuolo. Ma con questa squadra sognare in grande si può.